in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sulle borse in questo venerdì 10 aprile. Partiamo oltreoceano, Wall Street, Standard & Poor's, l'andamento è positivo, 0,19%, 6.837 la quota punti, 48.052 la quota punti per Dow Jones, in questo caso la percentuale in rosso, meno 0,27%. 25.211 è la quota punti per Nasdaq, 0,52 la percentuale. Russell 2.638 come quota, 0,10 come percentuale. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, 19,2 meno 1,44 la percentuale. Passiamo al valutario dollaro, 98,6, euro dollaro 1,17, sterlina dollaro 1,34. Parentesi sulle materie prime, oro continua a crescere, la percentuale in verde dello 0,13%, 4.775 dollari all'oncia, 98 al momento i dollari al barile per il petrolio, anche in questo caso la percentuale in verde 0,80%. Per i titoli di Stato vediamo BTP Bund 77,500. Passiamo alle criptovalute, Bitcoin 72.769 dollari, 2.238 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono concluse quindi da un minuto esatto le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo come chiude questo venerdì 10 aprile. Chiude con una maggioranza di percentuali in verde, tranne per l'indice inglese. Partiamo proprio da qui. UK 100 meno 0,07%, 10.596 la quota punti. Vediamo lo Stoxx 50, che è un indice importantissimo per l'Eurozona, perché ci racconta i 50 principali titoli europei e ci dà quindi una percezione rispetto alla giornata. E ci dice questo: 5.933 la quota punti, 0,63 la percentuale. Mercato tedesco per il DAX 23.855, chiude così, 0,20 la percentuale, 0,61% per il mercato spagnolo, 18.215 la quota punti per i IBEX 35. Vediamo il mercato francese, 8.261 la quota, 0,19 la percentuale. Salutiamoci vedendo l'indice di casa nostra, da Piazza Affari 47.692 come quota punti, 0,77 la percentuale. E io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e un buon fine settimana, buon proseguimento, grazie di nuovo. Avete ascoltato la